get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their shoes to keep it tight. Everybody's dancing. Amici, bentrovati anche oggi a Chiacchiere e Caffè. Siamo sempre qui a tenervi compagnia per presentarvi tanti ospiti, a volte anche simpatici. Battuta. Oggi abbiamo con noi Stefano Edel. Benvenuto Stefano, noto Damiana, volto del nostro giornalismo, anche della nostra televisione, perché sei spesso ospite fisso a Calcio in Chiaro. Sì, vengo spesso per l'amicizia che ho con Giorgio. Ecco, quindi Borile. sei molto nazionalpopolare, si può dire. Qui ti adesso conoscono non tutti da esageriamo. non essere timido, non essere umile, perché insomma sei molto amato, anche forse per questo volto pacioso che hai, sai, così non molto, lo sempre so. sorridente. Lo dici tu, io ti ringrazio, ma non credo di avere, io cerco di fare al meglio il mio mestiere, dopo 30 anni che lo faccio, spero di riuscire comunque a essere sempre convincente, non è detto perché anche tante volte vengo anche un po' contestato e criticato ed è giusto che Hai sia un così. carattere sanguigno, ma oggi cercheremo di conoscere Impulsivo un po' un po', tutto di diciamo. te, sì, impulsivo, cercheremo di conoscerti meglio, di presentarti a quei telespettatori che ancora non hanno la fortuna di Va conoscerti bene, sono così qua a tua fondo. disposizione. Sei pronto ad essere anche un po' psicanalizzato? Allora lì ci vorrebbero un ciclo di puntate. Va bene, vediamo di Allora, essere psicanalizzati. intanto cominciamo con delle informazioni ovviamente un po' professionali. Tu sei corrispondente del Mattino, No, sono inviato del Mattino e corrispondente della Rai Veneto. Sì, la mia carriera praticamente giornalistica è nata con il Mattino di Padova. Nel 1978 stavo ancora studiando all'università e ebbi la fortuna, che nascendo questi quotidiani, ne nacquero per la verità la bellezza di tre a Padova. Il C'era Mattino anche nel 78, giusto? Sì, il Mattino a Eco di Padova, che era del gruppo Rizzoli Corriere della Sera, e poi c'era anche il Diario, che faceva parte di una catena di quotidiani, il Diario appunto, che partivano dalla Sicilia, era un editore siciliano che aveva deciso anche di radicarsi in Veneto, c'era il Diario di Venezia, il Diario di Padova, il Diario di Treviso. E quell'anno lì noi, che avevamo noi giovani, perché avevo 22 anni, che puntavamo a questo mestiere, avevamo questa voglia di fare questo mestiere, e chiaramente ci trovammo di fronte ad un'offerta di posti di lavoro che era importante, e quindi ebbi la fortuna di presentarmi. Ero appena diventato pubblicista, perché bisogna spiegare velocemente ai nostri telespettatori che i giornalisti sono professionisti e pubblicisti. Il pubblicista è quello che collabora, pur avendo un'altra attività, può essere maestro, professore, bancario, può fare di tutto, insomma, però magari collabora continuativamente con i giornali o con le televisioni, insomma, in base ai suoi articoli e ai suoi servizi. Dopo 2 anni di collaborazione diventa pubblicista. Io ero appena diventato pubblicista, fatalità, a Verona, che è la mia città di Tu sei nascita. veronese, un po' appunto. matto, no, Un matto. scherzo. Ma è vero, veronesi tutti matti. Veronesi tutti E quindi matti. sono nato praticamente con il Mattino, perché ero appena diventato pubblicista e fui preso per i numeri zero di questo giornale che stava nascendo. Era il novembre del 77, avevo 21 anni e mezzo. Io 4-5. E poi cominciai, ebbi la fortuna di essere preso, cominciai con lo sport, che è il mio grande amore. Tu sei un ex calciatore mancato, come si dice? Ex calciatore. Ex Diciamo che da mancato. ragazzino giocavo nella primavera del Verona, e a 16 anni ero appunto nel Verona, poi dove c'era la classica scelta, o studi o vai avanti nel calcio, però allora tralasci gli studi. Mio padre giustamente ci teneva che io studiassi, poi famiglia di medici, e tu capisci che io ho rotto la tradizione, perché praticamente, insomma, mio nonno era medico, mio padre appunto, ho rotto la tradizione e sono diventato poi giornalista. Tu sentivi una predisposizione alla Sì, comunicazione, alla scrittura? no, diciamo una cosa, che io avevo inizialmente avevo abbracciato, dopo il liceo classico, avevo abbracciato appunto medicina.
però non mi sentivo tagliato per fare il medico, proprio facevo anche difficoltà, non mi piaceva, insomma, studiare non era proprio... motivato e coinvolto. Allora sono poi passato a scienze politiche e ho cercato soprattutto di seguire questa passione, questo istinto per il giornalismo. Mi piaceva molto perché io mi leggevo proprio i quotidiani di tutti i tipi. Mi ricordo leggevo molto il giornale di Montanelli, perché mi piaceva tanto. Montanelli era un modello. Perché mi piaceva come scriveva Montanelli, come lo faceva, era appena uscito, erano un paio d'anni che era fuori nelle edicole, quindi era un giornale che mi dava l'idea ma anche come tipo di scrittura, perché io credo che sia importante, cosa che oggi è uno dei difetti che ci vengono giustamente imputati dai lettori, sia importante scrivere in un italiano corretto ed esprimersi in un italiano corretto. Oggi purtroppo le consecutio temporum, i tempi dei verbi, i periodi come sono costruiti lasciano un po' a desiderare in molti pezzi, in molti articoli, perché non per giustificare i miei colleghi o chi fa questo mestiere, ma molto spesso siamo costretti a fare tantissime cose che una volta non facevamo e che erano delegate ad altri. E quindi la fretta ci è nemica, non ci permette più di controllare certe cose, si scrive di getto, tante volte non si controlla proprio perché c'è la necessità di fare altre cose e quindi questo va a discapito di precisione, qualità e anche direi di correttezza di italiano, di grammatica. Anche dall'argomento trattato oppure dal settore, perché la cronaca impone necessariamente dei ritmi frenetici. Se uno fa recensioni di libri piuttosto che spettacoli teatrali, magari si può andare un po' così in approfondimento. Hai ragione, questo è vero, però credo che oggi la specializzazione che molti di noi hanno, chi appunto si occupa di sport, chi di politica, chi di cronaca, sia una specializzazione che con l'evoluzione che avrà in tempi velocissimi il nostro mestiere non sia più consentita. Oggi bisogna saper fare tutto purtroppo e quando dici tutto bisogna che tu sia preparato su più argomenti. Io lo sto sperimentando anche facendo appunto il corrispondente RAI, perché è chiaro che non ti occupi solo di partite di calcio, devi occuparti di tutto. Hai questa doppia veste, diciamo, sei un giornalista televisivo molto amato, apprezzato, e sei un giornalista anche della carta stampata. Come fai a conciliare queste due realtà? E poi possono anche magari a volte destare invidia da parte di qualche collega, perché non tutti magari riescono appunto a fare entrambe le questo cose. sono d'accordo con te, può creare delle invidie, vabbè, insomma, io anche ho 30 anni di mestiere alle spalle, quindi insomma un po' di gavetta me la sono fatta da professionista. Poi avevo 2 anni di praticantato, ormai sono 32 anni che sono al Mattino di Padova, perché è stato il mio giornale nel quale mi sono radicato e non ho mai voluto cambiare, nonostante avessi avuto anche delle offerte per cambiare città. Ma la domanda è giusta, è pertinente, non è semplice. Io ricordo che, dunque, io faccio il corrispondente della RAI da Padova dal 92, quindi sono ormai 18 anni, adesso proprio questi giorni sono 18 anni. E mi ricordo il primo servizio, mi beccai una ramanzina dal caporedattore di Venezia, tra l'altro persona che è molto brava e molto qualificata, perché mi disse 2 minuti per un servizio, ma tu sei pazzo. Tu devi stare dentro 1 minuto e 10, 1 minuto e 15. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire 1 minuto e 10, 1 minuto e 15? Vuol dire che io che ero abituato a scrivere, che sono abituato a scrivere magari 50, 60, 70 righe, adesso meno, per ogni servizio sulla carta stampata, in televisione o in radio 1 minuto e 10, 1 minuto e 15 significano 18-20 righe. Quindi tu in 18-20 righe devi condensare tutto quello che avviene. Molto si basa sulle immagini per la televisione, per la radio invece devi raccontare. Allora cosa devi fare? Devi sfrondare, devi proprio niente aggettivi, essere molto essenziale, molto concreto, insomma la sintesi e la chiarezza. Tu l'hai imparato sul campo? L'ho dovuto imparare, ma a mie spese, perché mi ricordo che i primi tempi era difficilissimo, proprio perché abituato a scrivere in un certo modo sui giornali, passando alla televisione, alla comunicazione diretta, televisione o radio. È un'altra forma di giornalismo, è un altro modo diverso. E adesso ti dico che la vera sfida sarà questa, da cominciare da quest'anno, della multimedialità, cioè dovremo andare a scrivere anche pezzi sui siti internet per la rete, che saranno a loro volta completamente diversi da quello che faremo per i giornali. È una sfida vincente, però è una sfida a cui bisogna arrivare preparati. Io non credo che oggi
molti dei giovani che vogliono avvicinarsi alla nostra professione siano sufficientemente preparati. Tanto è vero che credo sia necessario non solo una svolta non so se l'ordine serva ancora oppure no, ma una svolta proprio nel mestiere, ma io credo che sia necessario poi che ci siano molti più anni di apprendistato, non tanto per chi non si fa, come si dice, il mazzo sul campo, ma apprendistato proprio dal punto di vista culturale, perché francamente insomma, oggi una laurea deve essere richiesta per poter È cambiato comunque... anche il sistema universitario nel frattempo, forse si è un po' americanizzato, se Sì, vogliamo. devi avere un po' una preparazione di fondo, perché non possiamo veramente buttare allo sbaraglio ragazzi di 22, 23, 24 anni che alle volte hanno veramente una preparazione culturale piuttosto modesta. Ma le scuole di giornalismo cosa ne pensi, Stefano? Ma le scuole di giornalismo possono essere utili nel momento in cui sono gestite con dei criteri che diano effettivamente allo studente, a chi vuole fare questo mestiere, la possibilità di apprendere in maniera concreta sul campo le cose che vengono loro insegnate. Non si può più essere teorici, bisogna anche essere pratici. È vero che oggi nei giornali, nelle televisioni, nelle radio, nei siti, purtroppo non si assume più perché c'è una grande crisi, la grande crisi ha investito l'editoria, per cui abbiamo problemi di tutti i tipi. Oggi invecchiamo noi e alle nostre spalle è molto difficile inserire dei ragazzi o dei giovani insomma, che abbiano la possibilità di garantire il ricambio generazionale. Poi non dimenticare una cosa, che oggi non ci sono più editori puri. Oggi gli editori sono tutti imprenditori che vedono nel giornalismo, cioè nell'editoria, come dire, un aspetto dei loro investimenti, dei loro profitti, molto utile però per arrivare ad ottenere potere, a condizionare la situazione economica, il classico potere. Cioè l'editoria oggi serve a molti imprenditori che investono nell'editoria per fare, posso dire, i propri affari. Come ha influito nel giornalismo questo aspetto dell'editoria? Ha sicuramente influito, secondo me, in maniera un po' negativa. L'editore puro, io ho avuto la fortuna di lavorare con un editore puro che purtroppo non c'è più, che era il Principe Caracciolo, e con lui Scalfari, come giornalista, editore. Devo dire che l'editore puro ha consentito, ecco, questo un valore a tutti noi che è impagabile, cioè la libertà. Io posso dirti che in 30 anni di Mattino di Padova, 32 anni di Mattino di Padova, non ho mai avuto un condizionamento nello scrivere. E questa è una grandissima cosa, nel senso che quello che tu pensi puoi dirlo, poi chiaramente non è detto che sia sempre giusto, anzi molto spesso non è giusto, perché tu puoi magari scatenare anche delle polemiche, puoi avere il tuo... Però è successo, Stefano, nello sport, perché poi non sei uno che la manda a dire, vero? Nel calcio sicuramente, calcio Padova sicuramente, ma so benissimo che questo è un rischio che tu devi mettere nel conto. Beh, ricordiamo a titolo informativo, perché non lo sapesse, che il Mattino di Padova fa parte del gruppo Fineggil che fa capo a Repubblica. Fa capo al gruppo Espresso che poi ha anche Repubblica, perché l'Espresso ha il settimanale, c'era Scalfari, insomma, esatto, come nome settimanale, storico. Repubblica, e poi ha questa catena Fineggil che sono 18, 17, 18 Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia, tra gli altri in Veneto. In tutta Italia Mattino sono di 18, Padova. i nostri 3 sono veneti, sono Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso. Quindi insomma comunque una libertà consentita nella professione di espressione, è impagabile, di pensiero. guarda Damiana, è una delle cose che bisogna, un valore che ancora oggi credo che sia fondamentale continuare a poter gestire e ad avere, insomma, perché è veramente, ti consente di essere libero di poter dire le tue cose. Poi chiaro, chi ti legge o chi ti ascolta si può confrontare, si può misurare con te e a un certo punto può dire non sono d'accordo, però questo consente, è democrazia, è il sale della democrazia. Se oggi non avessimo questa libertà di poterci esprimere, lo dico proprio con la massima convinzione, non avremmo la possibilità anche di avere, come dire, un confronto di idee, una libera circolazione di idee che è fondamentale per il nostro paese. Però Stefano, diciamoci la verità, quello del giornalismo resta un mestiere molto difficile, cioè nel senso che anche a livello di vita privata uno si sente coinvolto sotto tutti i punti di vista, c'è un coinvolgimento, una pressione a livello psicologico, mentale, un senso di responsabilità enorme, perché devo dire che anch'io ho fatto i miei 2 anni al Mattino di Padova come collaboratrice esterna. Sono esperienze
importanti, anche molto toste, perché davvero ti confronti con contesti comunque dove gli aspetti intellettuali, gli aspetti morali della comunicazione, gli aspetti dell'informazione pura comportano delle responsabilità, e a volte c'è proprio un'ansia, no? Quest'ansia che devi consegnare in tempo i pezzi, che devi essere, sai che sei letto da tutti, quindi insomma anche tu le tue pressioni le hai vissute no, e ne hai risentito magari a volte anche è dal una punto scuola di vista. vita, il giornalismo è una scuola di vita, in tutti i sensi, non solo professionale ma anche proprio di vita vissuta. Io credo che ci voglia, come in tanti altri mestieri, in tante altre professioni dove sei, senza esagerare, un po' missionario, penso ai medici che non hanno orari, penso a chi conduce i treni che non ha orari, anche tu non hai orari, Stefano. Sì, ma professioni dove c'è veramente, come dire, una disponibilità 7 giorni su 7. Noi abbiamo un giorno di riposo alla settimana, questo vorrei ricordarlo perché si dice tanto sulla nostra categoria, voi guadagnate bene, ma guadagniamo bene perché lavoriamo, chi può guadagnare bene, lavoriamo 26 giorni su 30, questo va detto che nell'arco di un anno è un mese e mezzo in più rispetto alla categoria con che uno invece stress che magari altri lavori. che invece ne fanno 25, fanno solo 22 giorni al mese perché lavorano 5 giorni alla settimana. Non voglio assolutamente disprezzare, anzi ci mancherebbe altro queste categorie, ma è solo per fare dei distinguo che sono necessari. Quindi 6 giorni alla settimana, molto spesso, io per esempio ho tutte le domeniche, perché ovviamente facendo sport la domenica c'è sport. Quindi sacrifichi molto anche del tuo privato, e poi cioè un molto, prezzo l'avrai pagato anche tu. E poi non hai orari. Io lo dico sempre ai giovani che vogliono cominciare questo mestiere, entrate nell'ordine di idee che se entrate in un giornale o in una redazione, morosi e morose non devono esistere, cioè esistono nel momento in cui riescono ad adattarsi, a capire che tu fai un mestiere che è molto quindi impegnativo. Morosi santi e morose sante. Brava, Tanto e quindi pazienti. mogli sante quindi e tua mariti moglie santi. deve essere davvero una santa. Mia moglie è santa, devo dire che nel è una donna che ha sopportato tanto. Tu hai 2 figli già Ho 2 grandi, figli. quindi insomma sei riuscito comunque a conciliare Ho 2 figli che lavoro e hanno, famiglia. Beatrice 26 anni e Giovanni 24, sì, ormai sono tutti e due, una laureata, l'altro si sta per laureare adesso. Per fortuna nessuno dei due ha intrapreso la professione di papà, perché una è laureata in scienze politiche, l'altra si sta per laureare in economia, quindi hanno preso poi, Giovanni prenderà sicuramente strade diverse. C'era stata una velleità da parte della chiamo Beatrice, di scrivere un po' perché le piaceva. Lui invece aveva una passione a fare un po' il radiocronista, così gli piaceva perché lui gioca a calcio, quindi ha preso la passione dal papà allora. Sì, ma poi per fortuna devo dire, perché oggi sinceramente questo mestiere non lo consiglio più a nessuno. Sì, non tanto perché io capisco magari come dire, di smorzare, di affievolire entusiasmi magari di ragazzi che oggi fanno scienza della comunicazione vicenda. Però il mestiere come lo intendevamo noi una volta, come entusiasmava noi una volta, non è più quello, assolutamente. Oggi il giornalista deve saper fare di tutto. Gli viene chiesto di fare cose anche che una volta magari Montanelli, tanto per dire perché era un mito per me, non avrebbe mai accettato di fare. Per esempio? Ma per esempio dover mandare sul web certe cose, certo, spedizione, tecnologia. dover fare tagli di foto per i giornali, cioè passo da cosa, dover montare servizi, magari una volta c'era il montagista che ti faceva, adesso tu, il giornalista deve saper fare tutto. Una volta forse c'era più senso della missione e possibilità di c'era anche una approfondire. distinzione netta di ruoli, il giornalista faceva solo il giornalista, cioè andava alla ricerca di notizie. Poi non dimenticare una cosa, in questi anni noi siamo una categoria molto criticata ed è giusto che lo siamo, perché molto spesso insomma, commettiamo degli errori, anche se noi abbiamo un ordine, dovremmo avere un ordine che su certe cose stanga quando uno sbaglia, perché come sbagliano certe categorie sbagliamo anche noi e molto spesso ciò che scriviamo, se non è verificato, può provocare dei danni alle persone. C'è un po' di approssimazione a volte, un po' di dice nel giornalismo. Ecco, però voglio dire, non per giustificare, perché non è assolutamente un tentativo di giustificare, però sicuramente le leggi ci hanno limitato molto. La legge sulla privacy è una delle grandissime limitazioni del nostro mestiere. Io non dico che non sia giusta, però chi poteva una volta fare questo mestiere in un certo modo, a caccia di notizie, aveva molta più libertà e molto più accesso alle fonti di informazione di quello che noi abbiamo oggi. Però c'è il problema, scusami se ti interrompo, che effettivamente allora la forse stampa a volte entra esatto. veramente in una maniera
violenta, invasiva nella vita privata delle persone, quindi il limite tra libertà di stampa e libertà poi del libero cittadino è veramente così difficile da stabilire. Hai ragione, perché in effetti forse era troppo prima, era concesso troppo prima, adesso per certi versi è concesso troppo poco. Perché vedi, il problema è anche questo, io sono d'accordo sul fatto che bisogna rispettare il diritto delle persone ad avere una propria vita privata, a non vedersi sbattuti in prima pagina, purtroppo succede con magari fatti o intercettazioni, anche di la grande polemica che c'è stata sulle intercettazioni, prendendo stralci magari di contesti di discorsi che invece magari inquadrati in un'altra cornice chiaramente hanno un altro significato. Però è anche vero una cosa, che molto spesso con questo fatto di non poter sapere tutto pregiudica nella stesura di un articolo o nella confezione di un servizio la possibilità che il giornalista conosca la verità. Quindi è sempre una verità parziale, deformata o molto spesso anche strumentalizzata. Questo è il rischio grosso che noi corriamo, che le cose che ci vengono raccontate siano sempre raccontate da una parte sola. Bisogna essere bravi, come insegna il mestiere, la deontologia, dovresti fare la verifica anche in altre, cioè verificare le cose che ti vengono dette. La verifica incrociata brava. E che tante volte questa verifica non è possibile fare perché qualcuno ti chiude la porta e ti dice no, non ti dico nulla. E allora a quel punto è sempre il che non vuol dire, ripeto, che noi non è una giustificazione, è solo una esposizione di quella che è la difficoltà in questo momento di fare certe cose. Ma cos'è la cosa in tutto questo, Stefano, che ti diverte di più nel tuo mestiere, al di là dello stress, dei condizionamenti? È una bella domanda. Io credo che per noi la notizia sia come dire, sempre e comunque la passione di ogni giorno. Io il giorno in cui mi dovessi stancare di avere il prurito, uso un termine, scusate, magari forse un po' volgarotto, ma non tanto più prurito, cioè il desiderio lo stimolo della notizia, di sapere che cosa è successo, ecco, quel giorno, o di andare a verificare che cosa mi interessa di quell'aspetto, di quella vicenda, o di quella storia, o di quel personaggio. Ecco, se io non avessi più questo, allora a quel punto sarebbe morta. E poi c'è un aspetto, Stefano, che secondo me ti coinvolge particolarmente, perché poi ti fai voler bene, cioè o sei comunque una persona che può risultare sanguigno, però io vedo magari quando si va a mangiare fuori, sicuramente, sai, anche una buona forchetta, la gente ti avvicina. Oh, Stefano Edel, il famoso soprannome che mi hanno dato, che io sono contento che terrò sempre, anche se magari non l'ho tirato fuori prima, però ti chiamano Ciccio. Ciccio, sì. Tra l'altro invece sei in splendida forma perché hai perso molti chili. Ma devo perderne ancora, quindi ne ho persi 12-13, ma devo perderne almeno altri 5-6 per essere a posto. Però è chiaro, anche perché ero veramente andato oltre il quintale. Ecco, Ciccio era proprio azzeccato. Arrivato al ma piede. poi anche per l'età, insomma, io ho 53 anni e mezzo, quasi 54 a maggio, quindi insomma sono anche, Devi tenere un po' sotto controllo il peso. Devi anche, non sei più ragazzino. Vorrei tanto tornare a essere un ragazzo. Forse certe cose anche le rivedrei in maniera diversa. Quali cose? Ma non lo so, anche certi errori che ho fatto perché tutti sbagliamo, certi errori che ho fatto anche nella mia carriera di giornalista. Ci fu un momento in cui... Per la tua impulsività, forse? No, ma anche professionali. Ci fu un momento, adesso svelo un aneddoto, un segreto. Ci fu un momento in cui, lavorando qui a Padova, ebbi l'offerta per andare a lavorare a Milano in un giornale prestigioso come la Gazzetta dello Sport. Allora il direttore era Candido Cannavò, grandissimo giornalista, e mi ricordo che andammo ad una trattativa serrata, volevano affidarmi le pagine del Veneto, perché allora la Gazzetta faceva degli inserti con le pagine quotidiane del Veneto, e io alla fine, avendo anche il problema della famiglia, perché chiaramente insomma dissi di no, perché la differenza, cioè, tra quello che mi proponevano dal punto di vista economico e quello che comunque guadagnavo non era, trasferendo un'intera famiglia a Milano, non era ancora nato Giovanni,
con i costi che ha Milano, insomma, francamente non è che ci... Però è un no a cui pensi spesso, magari, un no che ti è un po' pesato. Sì, però io sono un giornalista veneto, mi sento giornalista veneto, provinciale, chiamalo come vuoi, senza offesa per nessuno No, si offenda. legato magari Legato al alla mia contesto, agli terra, affetti anche. sono nato a Verona, ho vissuto 22 anni a Verona, poi sono venuto qui a Padova e qui sto benissimo, la mia famiglia si è radicata benissimo, i miei figli sono nati a Bassano, tutti e due, pensa, quindi siamo un po'... Mi sento veneto dalla testa ai piedi e sono contento di lavorare in questa regione perché questa è una regione che consente una qualità della vita, a mio modo di vedere, che nessun'altra permette. Vero, probabilmente a Milano saresti stato uno dei giornalisti. Ma Tu no, ci sei vado comunque volentieri quando Stefano ci Edel. vado, ma per carità... Sì, però il calore, ti ripeto, Sì. poi prima mi hai fatto notare che mi hai fatto mettere in dubbio quasi di essere molto amato, ho detto ma come? Io so comunque che la gente perlomeno, poi magari i colleghi ti potranno un pochino invidiare, può essere, dipende dai contesti, però le persone insomma ti associano a questo sport fantastico che è il calcio, perché sei perché comunque forse un sono grande tanti esperto, sono quindi tanti anni che mi tratti anche occupo di pallavolo. argomenti insomma che piacciono. E quindi insomma Se lo quando si dici tu non ho Sì, mi motivo sono di informata, ho dubitare. fatto una verifica delle fonti. Vabbè. Comunque Stefano, di cose da dire ce ne sono ancora tantissime, siamo allo stacchetto pubblicitario che ovviamente... Così bevo il caffè. Così bevi il caffè, qua chiacchiere e caffè non manca mai. Appunto. Così. Allora amici, come vedete siamo qui a parlare piacevolmente con Stefano Edel di cose da chiedere, a lui ne ho ancora tantissime, quindi non mancate la seconda parte del programma e vi aspetto tra pochissimo sempre con Stefano Edel. A dopo. Amici, bentornati a Chiacchiere e Caffè, siamo sempre in diretta con Stefano Edel, con cui anche nella pausa pubblicitaria mi sono fatta 2 risate, perché eccolo qua, adesso lui sta parlando un po' serio, però è una persona che è un po' mattacchiona, vero Stefano, possiamo dire, sei un goliardico, dai, adesso siamo ritornati in diretta, allora Ma ci sì, rimettiamo un po' ma seri. non puoi mica essere sempre seri, bisogna essere anche un Esatto. po' scanzonati in certe situazioni, un po' ironici. Un po' ironici, bene, adesso parleremo un po' della tua ironia. Allora, per chi si è collegato ora, siamo con Stefano Edel, giornalista inviato del Mattino e corrispondente della RAI per il Veneto. Sì, da Quindi, Padova. da Padova, Da insomma, Padova. quindi hai questa doppia veste, stavamo facendo un po' il punto sul giornalismo, sulla tua passione, su come è cambiata un po' anche questa professione nel corso degli anni, eccetera. Ma mi interessava parlare un po' di te. Adesso nella seconda parte faccio le Dimmi. domande un po' più marzulliane, così. Andiamo sulle domande Senza marzulliane. entrare nella psicoanalisi. No. Allora, come ti descriveresti Stefano come persona e poi Ahia. come giornalista? Mi è venuta proprio così, non l'avevo preparata, perché vorrei Questa farti conoscere un po' meglio non mi piace, delle persone. non mi piace, come dire, giudicarmi, perché lo lascio agli altri. Io posso dire solo una cosa, che quello che mi è stato insegnato da molti colleghi che mi hanno proprio veramente dato l'ABC del mestiere, cerco di tradurlo in pratica tutti i giorni, cioè serietà, credibilità, verifica delle fonti di informazione, quindi cerco di essere un giornalista serio, non serio perché devo avere la faccia seria, ma serio dal punto credibile. Poi commetto anch'io i miei errori, perché magari qualche volta mi fido un po' troppo di quello che mi viene detto. Sei stato spesso deluso in questo contesto giornalistico, Ma guarda, da devo colleghi, dirti, da superiori, da no, persone? devo dirti che io faccio sempre salva la buona fede, perché non credo mai che ci sia del dolo però mi sono reso conto che in alcune situazioni posso anch'io essere stato, no, anzi senza posso, sono stato anch'io un po' strumentalizzato e manipolato, perché magari doveva passare un certo messaggio, doveva essere data una certa versione delle cose. La verifica, la credibilità ce l'hai tutti i giorni nel momento in cui tu ti metti in discussione, ma anche nel momento in cui tu crei un rapporto di fiducia con le tue fonti. Sotto questo punto di vista devo dire che l'esperienza con la RAI mi ha dato veramente mi ha fatto fare un grosso salto di qualità, perché chiaramente vieni a contatto con tutte le istituzioni e quindi puoi giudicare molto attentamente qual è la credibilità di chi ti manda, chi ti dà le notizie, di chi ti chiede un'intervista, di chi poi comunque davanti a te giorno per giorno con te ha un dialogo continuo, insomma. Quindi insomma io spero di essere credibile. Posso dirti solo una cosa, ecco, questo sì, 32 anni di Mattino di Padova non ho mai ricevuto una querela,
18 Non è da anni tutti. 18 anni di Ma questa è una servizi. notizia comunque, No, scusami, perché 18 anni di effettivamente avendo un bel servizi in RAI. caratterino. Sono stato convocato a Roma davanti, ero stato citato da un pregiudicato per un servizio su una operazione di droga a Roma, operazione che coinvolgeva un romano e che era stata fatta qui a Padova, quindi dati fornitimi dalla polizia, e sono stato assolto perché il fatto non sussiste. Quindi praticamente insomma è l'unica causa che ho avuto in tutti questi 32 L'ha anni. risolta poi a tuo favore. Sì, anche perché io riportavo solo notizie che mi erano Io state pensavo date. che fossi veramente perseguitato dalle querele. No, nel sono andato senso- vicino. Ci sei andato vicino. Anche col calcio devo dire che sono andato Vogliamo giù ricordare, un se po' non ti pesantino in dispiace, certe situazioni. è capitato un episodio sempre nel 2009, quindi non Beh, ma mica lontano. solo con i due giocatori del calcio Che Padova. ti hanno aggredito verbalmente, adesso non so. C'è stato adesso- un vivace scambio di Vivace battute, scambio, dopo- ha portato alla loro condanna in sede di giustizia sportiva, perché la disciplinare della Lega Calcio ha deciso che dovevano essere puniti con un'ammenda. Potevamo querelarci a vicenda, non è successo nulla. Io non ho voluto andare a dire le vie legali, devo dire, però insomma è stato un episodio spiacevole, ma ci stanno, cioè, sono incidenti di percorso che ci stanno. Mi ricordo tanti anni fa, oggi l'allenatore del Cagliari, che è Allegri, bravissimo, allenatore, uno dei migliori in Serie A, giocava nel Padova e io dissi che era una mela marcia in una trasmissione, mi presi anche le mie Un responsabilità. vecchio adagio dice che la penna ferisce più della spada, quindi c'è Sì. un potere comunque. È vero, innegabile, poi sai, purtroppo siamo anche noi trascinati dall'enfasi, alle volte dalla passione, alle volte sei coinvolto, anche perché magari i tifosi ti tirano un po' per la giacchetta, ti chiedono magari tu esprimi anche un po' quello che è sintetizzi quello che è il pensiero della gente di che va allo stadio, e quindi sai, il tifoso non ha mai mezze misure. Noi dovremmo avere l'equilibrio in certi sensi. Quindi a me è capitato, insomma, sono state lezioni che mi sono servite e mi serviranno ancora. Ho un brutto difetto, io dico le cose che penso. È un difetto perché per tanti dicono che è un pregio, ma forse per certa gente è un difetto. Diciamo che c'è un prezzo da pagare. Dico quello che penso e dico quello che soprattutto cerco di verificare quotidianamente. Magari certe volte lo dico anche in modo un po' brusco e questo magari ferisce, dà fastidio a qualcuno. Quindi questo, ripeto, può così farti essere un personaggio, un giornalista scomodo, magari amato dalla gente perché dai queste notizie. Sono convinto di essere un po' scomodo nel calcio, ecco, non credo nella quotidianità della cronaca, perché insomma la cronaca è quella che tutti vediamo, insomma, cioè, se succede un fatto di cronaca nera lo devi raccontare. Esattamente o così. Se succede o vai a intervistare un personaggio, un cantante o un attore o quello che è, insomma, cioè, non credo che sia un po' come sono qui con te, però so di essere scomodo magari dal punto di vista del giornalismo sportivo. Che però continua a essere la mia grande passione. La tua grande passione, il giornalismo che ti diverte di più. Ho cominciato così, ti ho detto, giocavo a calcio, ho dovuto smettere a 22 anni per fare questa professione, è stato il mio grande rammarico, forse anche per quello che ero ingrassato, sono ingrassato. E anche oggi perché sei una buona forchetta. Sì, e poi tutti i giornalisti che vanno in giro ti invitano. E dopo, esatto, e poi vedo in Giovanni, mio figlio, vedo la prosecuzione di quello che era la mia grande passione. Lui a 24 anni gioca in promozione, è un buon giocatorino, anche se non fa il ruolo che facevo io, perché io ero attaccante, lui è difensore, però insomma mi piace andarlo a vedere quando posso e quindi per me la passione è come è tornata, però so di essere un giornalista sportivo scomodo, questo guarda, ormai lo verifica a Padova purtroppo, è anche tanti anni che uno si occupa della stessa cosa, è giusto anche quindi che venga messo in discussione. Insomma anche Calcio in Chiaro si avvale, appunto, dicevamo, condotto da Borile, da Giorgio Borile. Ma direi che io, Telechiara, della tua presenza. La categoria dei giornalisti sportivi, parlo, non entro nel merito di tutti gli altri perché sì, tanti li conosco, ma i giornalisti sportivi padovani secondo me è buono. Ho degli ottimi colleghi, non per difenderli, ma secondo me si fa del buon giornalismo. No, poi se tu non lo pensassi non lo diresti. No, ma appunto, però insomma, non per incensarci, qualche caduta ci può essere, qualche errore, ma però secondo me parlo di tutti, Gazzettino, Mattino, Corriere del Veneto, delle televisioni, leggo appunto anche i free press e chiaramente è una cosa insomma che va bene. Bene.
parlando sempre un po' del... Scusami, mi si è acceso il cellulare. No! Lo spegniamo, scusami. Il bello della diretta, ma prima ti avevo detto, hai messo il silenzioso? Invece non me ne sono accorto, chiedo venia, dimmi tutto. Ma no, non ti preoccupare, ci stava il Vedi, questa è la bella della diretta, non l'avevamo visto. Esattamente. Bene, scusa, lo spegniamo, grazie. Non ti Allora, faccio rispondere al chiedo telefono scusa perché anche... magari era No, una- no, va bene, dimmi. Figurati. Allora no, stavamo appunto parlando di questa tua passione per il calcio. Altre passioni della tua vita, così, al di là del calcio, al di là del Dunque, giornalismo. di sport che io adoro molto dopo il calcio c'è prima di tutti la pallavolo, anche lì per questioni legate alla mia famiglia, perché la Beatrice ha giocato a pallavolo per anni. Io giocavo, facevo agli studenteschi, facevo l'alzatore, perché non ero altissimo, non sono altissimo, 1,80 ma per la pallavolo è un'altezza bassa. E quindi andavo a vedere molto la Bea, poi la Bea ha smesso, giocava anche in C, ha giocato in Serie D, in C, e quindi mi sono appassionato. E la pallavolo è l'altro sport che mi piacciono molto i motori, Formula 1 e motociclismo. Poi per il resto cosa posso dirti? Non sono un accanito lettore, leggevo molti più libri una volta, adesso mi sono un po', magari leggo più giornali, guardo più la televisione. Una cosa che mi rammarica di non poter, dopo c'è la passione per la gastronomia. Questo, qua non posso si vede negare. spesso Sono una buona forchetta, però banchettare in compagnia, sì, sei anche una piacevolissima mi piace la buona cucina. conversazione, insomma, La buona cucina è sicuramente uno degli aspetti. Potevi anche fare il giornalista enogastronomico, un po' invidi il giornalista. Ma mi piace, per esempio, appassionarmi un po' alle ricette, cioè capire cosa c'è in ciò che mangio, come vengono preparati certi piatti. Non sono un bevitore, perché il vino mi piace, però non sono assolutamente un bevitore, ce lo assaggio, ma non... Lo degusti, ma non No, tracanni, anche come si perché dice. non sono mai stato un accanito bevitore. Pensa che la prima birra che ho bevuto, anche questo è un altro aneddoto, l'ho bevuta a 29 anni. Ah, grandicello. È un grandicello. Poi la birra mi è piaciuta, ma perché non bevevo mai birra, ma non perché non mi entusiasmava. Per cui voglio dire, poi dopo la bevuta a me piace molto, per esempio la birra più leggera, non quella forte. Tipo, non so, adesso guarda, però facciamo pubblicità tipo la Weizen, ecco, queste birre un po' più al limone, queste cose qui, con i limoni, però non ero un bevitore, non sono un non sei bevitore il tipico veneto superalcolici, non li bevo, che ama quindi il gotto de vin no, più volte al giorno. mi piace molto il mangiare. Devo dire anche che sono una cosa che un piatto che io, cioè un piatto, un prodotto che io adoro è la pizza. Proprio la pizza classica, la margherita. Mi piace tanto la molto. pizza. Cioè, anche è una se cosa, lievita un po' poi è una nel pancino. sì, però è una cosa che mi piace. Se è fatta bene la mangerei sempre. Quindi c'è l'aspetto un Anche po' se devo stare attento proprio per la dieta. edonistico, diciamo, di Stefano Edel, però c'è anche un aspetto più intimista che mi faceva piacere affrontare con te, perché so che sei una persona Proprio molto... mi devi sviscerare molto, tutto. Sì, oggi ti devo sviscerare tutto. So che sei una persona molto religiosa, comunque molto devoto alla Madonna, e quindi c'è anche questo aspetto della fede che magari ti ha anche aiutato in momenti difficili della tua vita. Allora, di questo parlo molto poco, però siccome sei un'amica e quindi devo assolutamente confessarmi. Fu mio padre non c'è più, è mancato nel 95. Mio padre mi raccontò una cosa a Verona, era in quel momento mia mamma era incinta, io ero già nato, era incinta della prima delle mie due sorelle, perché io ho due sorelle che sono distanziate da me di 1 anno e mezzo l'una dall'altra, quindi in 3 anni i nostri genitori ci hanno praticamente fatto tutti e 3. La Raffaella, che è la prima delle mie due sorelle, era una gravidanza molto difficile. Mio padre andò a pregare in una chiesa vicino alla stazione di Verona, che si chiama ancora, c'è ancora il Tempio Votivo, e pregò davanti alla statua della Madonna. Lui ce l'ha raccontato come una cosa, lui ebbe la sensazione, sai com'è suggestione in quel momento, tu ti affidi ad un'entità superiore, di vederla come di vedere nella statua un sorriso, di cogliere un sorriso, qualcosa come uno sguardo che fosse più tranquillizzante. Mia sorella venne alla luce senza problemi, alla fine il parto fu perfetto e i medici stessi si stupirono perché era considerata una gravidanza ad alto rischio e un parto molto difficile.
non so perché fu quello che mi trasmise la sensazione che ci fosse, che la Madonna, e io devo dire che oggi quando vado in chiesa, ci vado se posso tutte le domeniche, ma quando sono impegnato invece in giro per partite magari mi può anche capitare di non esserci, io cerco di stare sempre davanti alla statua della Madonna e di pregare o di mettere una candela. Non me ne vergogno perché credo che, anzi, vai a vergognarsene, perché credo molto nella Madonna e sono convinto che la sua forza, come quella volta, può essermi utile tutti i giorni, insomma, il suo appoggio. Poi per carità io credo in Dio, in tutto quello che sono un cristiano, quindi anche praticante, però ecco, ho questa venerazione particolare per la Madonna. Quando sono stato in Portogallo agli europei del 2004, il mio grande rammarico è che non sono riuscito, facendo continuamente la spola tra Lisbona e Oporto perché andavo a vedere l'Italia, e Guimarães, non sono riuscito mai a fermarmi a Fatima ho deciso che ci devo ritornare. Un tuo rammarico. Sì, perché almeno mi piace andare a vedere anche questi posti. Io per carità non ho girato tanto, ma i posti, insomma, Loreto, dove quando vado spesso a vedere partite giù dalla parte di là dell'Adriatico la vedo sempre, mi sono fermato, per me è stupenda quella basilica. Lourdes bisogna andarci, mi piacerebbe andare a Medjugorje, mi piacerebbe, ripeto, Fatima, insomma, dove ci sono state queste apparizioni, perché credo che sia comunque un clima, un'atmosfera che ha un suo fascino. Anche un grande senso di pace, credo. Sì, anche che un giornalista, che un uomo, neanche un giornalista, un uomo, una persona debba comunque toccare con mano, idealmente, nella sua vita. Bene. Ecco, quindi te l'ho raccontato. Ti ringrazio di averci messo un po' a parte di questa tua sfera più privata. Insomma, è una cosa intima, però io sono religioso, convinto, credo che esista, che ci sia un al di là, e quindi credi chiaramente nella vita dopo la morte? Ci credo più che mai. Questo ti fa sicuramente vivere in un modo più sereno, a volte anche superare momenti. Momenti ci sono stati, sono momenti tuttora, sono momenti anche particolari, certamente, insomma, se tu sei sorretto dalla fede, io credo che sia una buona compagna di tutti i giorni. Posso chiederti qual è stato il momento un po' più duro della tua vita in cui ti sei un po' aggrappato? Beh, quando è morto mio padre. Morì addirittura in una circostanza particolare, perché morì nel giorno in cui io avevo professionalmente, c'era lo spareggio addirittura del Padova che doveva salvarsi in Serie A Firenze con il Genoa. Io chiaramente non ci andai perché papà stava male da tempo. Mi chiamarono di notte, lui era mancato intorno alle 3, e io ero alle 5, poi quel giorno appunto giocava, partii e mi ricordo che sull'autostrada tra Padova e Verona piansi. E amaramente, perché insomma mi era mancato una persona eccezionale da un certo punto di vista, una persona con la quale mi ero anche scontrato, perché magari appunto non avevo fatto il medico ma volevo fatto il giornalista, ma poi era il mio più grande tifoso, nel senso che aveva capito che quella era la mia strada, che potevo far bene in quella professione e che quindi insomma mi aveva lasciato andare per la mia strada, anche perché io sono andato via di casa molto giovane, a 22 anni, e a 24 mi sono sposato. Giovanissimo. Sì, ormai sono da più di 30 anni, ho una figlia di 26 e un figlio di 24, quindi sono diventato anche papà piuttosto giovane, a 27 anni ero Insomma, papà. ti sei assunto delle belle responsabilità. Sì, ho deciso di mettere su famiglia molto giovane, magari adesso col senno di poi dico alle volte che è incosciente, però posso dirti, erano dei bei tempi quelli, dei tempi in cui si poteva anche fare, si poteva rischiare. Oggi sinceramente un po' per i miei figli, un po' per tutti i giovani che vedo, ecco, sono un po' preoccupato, non un po' tanto, perché vedo che ci sono tante difficoltà. Anche che economiche, noi non purtroppo. Esatto, e vedo anche le difficoltà di mettere su famiglia di tanti giovani, di tante coppie, le crisi a cui vanno incontro, il problema della disoccupazione, del lavoro che non c'è, purtroppo del peggioramento che c'è stato nel passaggio da lira a euro, tante cose che sono sicuramente più negative rispetto ad una volta. E cos'è che ti spaventa di più, Stefano, proprio di questa società o del futuro, magari anche per i tuoi Guarda, figli? oggi dico forse una frase banale, però è questa violenza, l'intolleranza. Io non sono razzista, né mai lo sarò. Sì, stiamo assistendo a episodi però anche vedo delle cose sconcertanti e vedo poi soprattutto delle cose che mi danno molto fastidio.
italiani che sfruttano la gente di colore per i propri sporchi affari. Quello che è successo a Rosarno ha sicuramente, deve aprirci gli occhi. Quando una 'ndrangheta sfrutta questa gente per poi metterla contro gli italiani stessi, beh, qui a Padova ci sono state delle situazioni gravi in via Anelli, dove avevamo italiani che vendevano, che affittavano gli appartamenti a irregolari che trafficavano droga, che a loro volta affittavano, ma per specularci sopra. Ora, un italiano non può poi pretendere di avere la sicurezza sotto casa se è il primo complice di situazioni di illegalità. È successo qui ed è successo a Rosarno, sono due esempi. È quello che mi fa male, perché qui a questo punto vedi proprio la cattiveria mettendo contro razze, etnie diverse. E certamente questa gente che è disperata e che molto spesso arriva invece per cercare un lavoro, poi alla fine sconfina nell'illegalità e nella Certo, poi tu come nella giornalista, violenza. insomma, hai Questo fa una male. vetrina privilegiata di Ci sono osservazione. degli extracomunitari che vanno sicuramente arginati e rispediti al mittente, però ce ne sono tanti altri a cui bisogna dare una mano, perché francamente, insomma, qui in Veneto abbiamo avuto degli esempi, insomma, gli imprenditori sono ricorsi a manodopera extracomunitaria, gli extracomunitari fanno certi lavori che nessun altro italiano fa. È un dato di fatto, bisogna anche prendere coscienza di Inviti questo. a una riflessione collettiva, insomma, un po' su Insomma, queste io, cose. ripeto, non sono razzista, non tollero che ci sia l'illegalità da parte di chi delinque, però dico anche che in questo momento bisognerebbe che ci mettessimo tutti una mano sulla coscienza e che aiutassimo, perché purtroppo il mondo è questo. Vediamo quello che sta succedendo e ci sarà un'invasione di extracomunitari. Certo, Stefano, siamo quasi in chiusura, come vedi questa oretta con te è passata velocissima e piacevolmente, ci hai così messo un po' a parte anche di aspetti così tuoi Ho personali, parlato ti un po' di ringrazio me. tantissimo perché insomma ti sei Sarà aperto. un'eccezione, Sarà considerala un'eccezione, mi un'eccezione. sento onorata veramente bene. Stefano. Un'ultima domanda prima di lasciare i nostri amici alla nostra rubrica delle ricette che incuriosirà sicuramente anche te perché sei appunto una Certo. buona forchetta. Allora la domanda è un po' d'obbligo, sei un giornalista che può dire comunque di essersi tolto delle belle soddisfazioni, ami ancora molto il tuo mestiere, fai sia televisione che carta stampata, cosa sogni ancora un po' per te Stefano del domani? Di andare in pensione tra qualche anno Ma anche se serenamente. già la pensione. Beh, ma insomma, gli anni passano per tutti, no scherzi, battute Quindi a una parte. pensione però molto ludica dove sicuramente No, ti battute a vorrai parte godere. di star bene, di continuare a star bene, di poter raccontare ancora tante cose. Mi auguro di poter, adesso lo dico una banalità, di poter vedere il Padova di nuovo in Serie A prima di Questo, insomma, smettere. giustamente ci voleva la battuta. Tanto che si salvi quest'anno, perché adesso è un Come lo momento vedi molto un delicato. po'? È un momento un po' molto delicato. Mi auguro che sabato a Modena ci sia un'inversione di tendenza, ma certamente è un momento molto delicato. Di vedere il Padova in Serie A, chiaramente, ma soprattutto di poter continuare a fare il mio mestiere con la passione e l'entusiasmo che ho, che mi accompagna tutti i giorni, e di poterlo fare liberamente, come ho sempre potuto fare. Nel momento in cui mi trovassi veramente invece condizionato, beh, allora sarebbe una grande delusione. Dai, speriamo che non accada, non è No, successo ma non finora. credo, perché poi comunque insomma l'esperienza, ecco, anche in questo caso l'esperienza insegna molto. Bene, di esperienza ne hai, simpatia tantissima, Ma quindi questo non lo so. curiosità anche, adesso ti lasciamo anche tu a curiosare per questa proposta del giorno di cucina. Siamo sempre con i ristoranti Puri e Folli di Padova, insomma non so se l'hai già sentito, andremo magari a mangiare insieme una Quando sera, che oggi propone fusilli con le noci. Quindi vediamo insomma questa rubrica. Mi piacciono le noci, Ti quindi. piacciono anche a me tantissimo, fanno anche bene, un po' di noce alla Appunto. salute. Quindi amici, carta e penna, prendete appunti per questa ottima ricetta del giorno, fusilli con le noci. Noi salutiamo Stefano Edel e lo aspettiamo prestissimo di nuovo a chiacchierare con noi per tutto quello che ancora non ci ha raccontato di lui. Va Grazie bene, Stefano, Damiana. ciao, a presto. Grazie a voi e grazie ai Amici, vi telespettatori che mi hanno aspetto. sopportato. No, è stato sicuramente simpatico e piacevole curiosare nella tua Va vita. bene. Grazie ancora Stefano. Amici, vi aspetto domani sempre puntuali alle 11 con chiacchiere e caffè, con altri ospiti e altri caffettini da bere insieme, vero Stefano? Grazie ancora, ciao a tutti, a domani. Appassionati di cucina e non solo,
Questo è il vostro momento. Siamo ospiti del ristorante Pizzeria Puri e Folli di Padova, ci troviamo in compagnia dello chef Paolo e della sua assistente Valentina. Ciao Valentina. Ciao. Allora, quest'oggi ci insegna a cucinare un primo piatto particolare, perché ti è stato ispirato dalle origini di tuo padre, vero? Sì, mio padre è della costiera amalfitana, in effetti noi oggi faremo un primo con i fusilli napoletani. Con i fusilli napoletani, quindi una cosa davvero sfiziosa che noi poi andremo anche ad abbinare al vino giusto, perché bisogna fare tutto quanto a regola d'arte. Voi tirate fuori carta e penna perché arriva la lista degli ingredienti. Allora Valentina, per realizzare questo primo piatto dal sapore tutto partenopeo, ispirato dalle origini del tuo papà, che cosa ci serve? Ci servono 200 g di fusilli napoletani, un po' di panna, 80-90 g di noci, 80-90 g di gorgonzola, una noce di burro e del cognac. E allora noi andiamo a realizzare i nostri fusilli napoletani, gorgonzola e noci. Abbiamo iniziato la preparazione dei nostri fusilli napoletani. Ecco cara Valentina, allora padella. Abbiamo messo il burro che si sta fondendo, aggiungiamo un goccino di olio. E ricordiamo sempre padella ben calda, non stanchiamoci mai di ripeterlo. Noi mettiamo un po' di olio nel burro perché in questa maniera il burro non va subito in temperatura e non si scurisce, non caramellizza subito. Ah, vedi che segreto abbiamo imparato. E poi andiamo ad aggiungere Le noci tritate. le noci, quindi che abbiamo in precedenza tritato. Ecco qui. Quindi allora abbiamo imparato il segreto del burro, adesso facciamo tostare le noci e cos'altro va aggiunto? Adesso ne aggiungiamo il cognac. Il cognac e bisogna, abbiamo detto, farlo evaporare. Bisogna farlo evaporare. Ecco qui. Attenzione alla fiammata, soprattutto chi ha i capelli come noi, perché altrimenti si ritrova calda. Ecco, quindi questo consiglio che di sicuro sarà molto utile. E poi l'ingrediente principe, ovvero il nostro gorgonzola. Ecco, vedo Paolo che lo spezzetta un pochino, che presuppongo vada ridotto in crema, giusto? Esatto. Deve fondersi tutto quanto perché sarà il sugo dei nostri fusilli. Allora, nel mentre che noi facciamo fondere il gorgonzola, ci diamo una mescolatina, abbiamo detto che possiamo utilizzare questo tempo per cucinare la pasta. Esatto, sì. Quindi fusilli napoletani, pasta di grano duro, va cotta più o meno per quanto? Di 11-12 minuti a seconda se piace un po' più al dente o un po' meno. È una pasta un po' particolare, ha un sapore diverso perché tende ad essere più omogenea come corposità quando viene tirata fuori dal lato, per questo ha una cottura diversa. In ultimo aggiungiamo la panna. Ecco, quindi prima di scolare la pasta va aggiunto al composto la panna, che anche questo creerà l'amalgama del sugo. Esatto. Questa Ecco. serve Qui. a far omogeneizzare il gorgonzola, diciamo. Benissimo, ora che il sugo è pronto andiamo, caro Paolo, a scolare i nostri fusilli napoletani. Eccoci qui, una volta ricordiamo trascorso il tempo di cottura che mi dicevi è circa 10-12 minuti a seconda della consistenza che si vuol dare alla pasta, e la facciamo saltare in padella. Ecco, quindi cari amici da casa non ci resta che procedere ad impiattare. È il momento di impiattare i nostri fusilli. Prego Paolo, allora andiamo a disporli su un piatto da portata. Vedo Valentina che ci siamo premuniti già di una nota di colore, abbiamo lì del prezzemolo tritato. Ecco. E dei ciuffetti interi. E dei ciuffetti interi, giusto per regalare quel pizzico di colore in più. Prima tu mi dicevi che questa, essendo già una pasta che prevede il formaggio, sarebbe meglio servirla senza parmigiano, Esatto, giusto? il parmigiano copre il sapore, comunque questo è un piatto già calorico, quindi non vogliamo abusarne Esatto. ulteriormente. E tu poi mi suggerivi anche l'abbinata con un buon vino, ovvero un bel bicchiere di rabosello. un bel bicchiere di rabosello. Allora, questa è la ricetta ultimata, io però devo chiederti prima di lasciarci un'altra curiosità. Certo. Puri e Folli, ma il perché di questo nome? Beh, in origine questo locale si chiamava Parsifal, poi abbiamo deciso di rimodernarlo, allora cambiamo il nome, cosa facciamo, cosa non facciamo. Allora l'origine araba del nome Parsifal è Parsi, puro, e Fal, folle, quindi puri e folli. E da lì è nato il Puri e Folli. Quindi se anche voi volete assaggiare altre follie, non dovete far altro che venire a trovare Valentina e Paolo qui al Puri e Folli. Io invece vi do appuntamento alla prossima pillola di cucina. Arrivederci. Arrivederci.
We get it almost every night. When